Euroregione News. Giardini aperti, spettacolo della natura o dell'uomo? Tra le dimore storiche normalmente accessibili solo in caso di eventi particolari, annoveriamo la residenza Tammaro a Santa Marizza di Varmo, conosciuta come il Palassat, palazzaccio, e Villa Bartolini Tammaro, presenta un giardino ammirevole con piante che per alcuni esemplari vegetano lì da centinaia d'anni. L'opportunità di vedere da vicino e osservare arbusti e alberi come il meraviglioso Fagus aspenifolia che regna di fronte all'ingresso della villa. Il proprietario Massimo Tammaro ci ha accolto nella sua villa veneta, lui che in passato volò con le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale, di cui è stato pilota, leader e infine comandante, prima di divenire consulente esecutivo di Ferrari SPA, prima in Formula 1, poi in direzione personale, e infine come responsabile della gestione rischi, che oggi sta sfogando la sua passione per l'arte in questa villa veneta nel Medio Friuli. Per la manifestazione Giardini Aperti è un grandissimo piacere per noi ospitare i visitatori questa splendida, finalmente domenica. Il parco è ricco di tantissimi alberi che, pur non essendo io un esperto, hanno sicuramente tantissimi anni, quindi invito tutti a venirci a trovare. Villa Bartolini Tammaro è in fase di restauro, ma è quasi pronta per essere nuovamente aperta al pubblico, innanzitutto per mostrare i lavori di restauro del salone principale al piano terra. Durante le fasi di ricerca e stratigrafie abbiamo infatti individuato decori affreschi molto antichi che siamo riusciti a restaurare e non vediamo l'ora di mostrarvi in un evento che si terrà probabilmente agli inizi di luglio. Villa Bartolini Tammaro ha appena ospitato un evento internazionale molto importante di cui vado molto fiero. Una settimana fa abbiamo ricevuto la visita di una università polacca, precisamente di Varsavia, i cui studenti erano specializzandi in materie legate al mercato dell'arte, quindi provenivano da musei, istituzioni, gallerie e commercianti d'arte. I prossimi step del lavoro di restauro prevedono, dopo aver presentato il salone principale, il restauro di un'altra stanza stupenda, in cui abbiamo trovato decori e affreschi molto belli del 1600, e lavori che però potrebbero essere finiti per la prossima primavera. Da Santa Marizza di Varmo, per Euroregione News, Marco Masciò. Euroregione News.